io tra poco inizieremo anche il dibattito con le domande. Chiedo a Remo Sizza, che è il presidente del Forum delle Politiche Sociali del Partito Democratico e, lo ricordo, un dirigente, direttore generale dell'assessorato alla sanità e politiche sociali degli ultimi anni, di poter fare un intervento e anche di poter annunciare l'iniziativa del 13 e del 14 gennaio prossimo 21, che ci sarà sempre relativamente alle politiche sociali. Io però vedo che l'assessore se puoi lasciare un attimo la parola, scusa, io ho fatto volevo che l'assessore alle politiche sociali del Comune di Cagliari ci desse un saluto, se poi, scusa. Grazie. Grazie mille. Scusate, purtroppo devo andare. Diciamo che ho delle situazioni, alcune persone sul piede di guerra a cui devo dare delle risposte, perché al di là di tutto, quando si tenta anche di cambiare alcune cose, alcuni indirizzi, alcune politiche, c'è sempre qualcuno che naturalmente è fermo, è radicato su alcune cose e quindi protesta. Però anche queste proteste, che comunque sono legittime, insomma, bisogna tenerle in considerazione, bisogna cercare di dare delle risposte. Insomma, ho delle urgenze e devo andare, visto che mi stanno chiamando in continuazione. Per quanto riguarda insomma, questa iniziativa, che reputo molto interessante come approccio, perché l'approccio è un approccio di analisi, di studio, cercare di capire la questione. Non è un'iniziativa unicamente di mero stampo politico, cosiddetta, no? Nel termine più purtroppo passato come deleterio. Invece è un termine che è un termine importante, fondamentale. Invece negli ultimi anni ha assunto un carattere negativo talvolta, ed è un'iniziativa che riqualifica questo termine, ok? Riqualifica quella che è la politica, che è quella, l'attenzione nei confronti dei cittadini, verso le buone prassi. E mi è piaciuta anche la partenza, no? L'approccio filosofico. L'approccio filosofico è fondamentale, no? Perché ci fa capire il perché delle cose, perché siamo arrivati a questo punto, a questo livello. E allora io mi faccio delle domande. Ho visto che negli ultimi anni questa cosa, come dire, sta andando in crescendo. I diritti delle persone si stanno perdendo, e si stanno perdendo a tutti i livelli. Non è solo una questione di disabilità. Abbiamo perso diritti nel lavoro, no? Sempre meno tutele. Questa cosa sta andando avanti negli anni. Il lavoro ha sempre meno tutele, sempre meno diritti. Il lavoro ha sempre meno tutele, e chi ne paga le conseguenze? Chi ne ha pagato le conseguenze? Soprattutto i giovani, quelli che sono oggi giovani e neanche tanto giovani oramai, perché questa cosa va avanti da tempo. È una perdita di diritti da tutti i punti di vista. E come mai c'è stata questa perdita di diritti? Perché forse questo cavalcare il liberismo più sfrenato ha portato ad avere un'idea di uomo che non è un'idea di uomo come individuo, come dignità di uomo, no? È un'idea di uomo come consumatore. È un'idea di uomo come consumatore. Quindi le politiche sono state fatte dall'idea di uomo come consumatore, che un uomo in genere, uomo, anzitutto, uomo, lavoratore, che guadagna e quindi pretende. E quindi le politiche rispondono a questo prototipo di persona, che non è però la persona che ci ritroviamo per lo più di fronte. C'è la perdita di diritti per questo. Cioè l'uomo non ha più valore, non ha più dignità, perché è considerato come uomo consumatore, non come uomo essere umano con la sua dignità. E allora la questione della disabilità va proprio affrontata in termini diversi. Va affrontata in termini di potenzialità dell'essere umano. Cioè non è una questione di assistenzialismo. Basta con questa storia. Qua non stiamo parlando di assistenzialismo, qua stiamo parlando di dignità della persona. E allora, se noi abbiamo chiaro questo concetto, abbiamo chiaro quella che è la dignità della persona e quelle che è il portare avanti la potenzialità dell'individuo,
Se abbiamo chiaro l'obiettivo, anche le politiche sono conseguenti e anche le politiche economiche ci vengono incontro, perché poi andiamo a scoprire che se abbiamo chiaro l'orizzonte e se abbiamo chiaro, insomma, la valorizzazione di quello che è l'obiettivo, di quello che è l'essere umano, probabilmente facciamo scelte politiche che sono diverse. Tutta una serie di denari che vengono dirottati da qualche parte possono essere dirottati in maniera diversa, valorizzando l'essere umano, valorizzando la persona, valorizzando i giovani. Possono essere dirottati diversamente, sono scelte economiche, se hanno però alla base, appunto, un approccio filosofico di questo tipo. L'uomo sta al centro delle politiche economiche, delle politiche sociali, il welfare è concentrato sulla persona, sulla valorizzazione della persona. Cosa che negli anni questa cosa non è avvenuta, anzi c'è stato un abbattimento sempre in crescendo di quello che è il cosiddetto stato sociale. Tutta una serie di diritti che abbiamo conquistato, che i nostri padri hanno conquistato prima di noi, sono stati persi, sono stati ignorati, quasi nella, come dire, non ce ne siamo neanche accorti, anche perché in questi anni siamo stati anche illusi sul valore di alcune proposte politiche, ingannati totalmente sul fatto che alcune scelte a carattere economico dovessero prevalere rispetto all'attenzione verso la persona. C'è stata questa prevalenza. Allora io dico che dobbiamo condannare con forza questa prevalenza di vedere l'uomo come uomo consumatore, perché l'uomo non è un uomo consumatore, l'uomo è un essere umano, è un individuo con la sua dignità e tutti hanno la loro dignità e il diritto alla dignità, sia esso disabile, diversamente abile, diversamente alto come la sottoscritta, diversamente da chi? Siamo tutti diversi da qualcun altro. Ci sono diversità che sono tante, le diversità. E allora, come dire, portiamo avanti politiche che sono politiche in primo luogo di giustizia sociale. Giustizia sociale viene prima di tutto quanto. Io ho sentito prima e sono rimasta allibita dal fatto che quando c'è stato il rischio pandemia si dovessero tralasciare, mettere per ultime, quindi non salvare soprattutto quelle che io pensavo fossero i primi da tutelare. Quando c'è una guerra, ma non si dice sempre salvate, cioè persone disagiate, uomini, bambini, anziani e donne, anche le donne, non si dice sempre questo. Ma stiamo invertendo veramente la logica delle cose. Ma un patentino ad alcuni politici che potremmo definire il livello minimo di intelligenza umana è possibile attribuirlo? Perché chi porta avanti politiche di questo tipo veramente gli manca il livello minimo di umanità. Il livello minimo di umanità per reputarsi, per essere dei cittadini degni di questo nome. Cittadini degni di questo nome. È aberrante ed è scandaloso che vengano non solo fatte alcune politiche, ma anche fatte dichiarazioni alla Calderoli, ad esempio. Va bene, vi saluto. Grazie.